Certamente, probabilmente quello che darà una svolta più radicale al nostro Paese è la modifica della Costituzione che ho contribuito a scrivere, ho avuto l'onore di essere tra i 4 che ha scritto il testo e per la prima volta abbiamo modificato uno dei primi 12 articoli, che è quello che sono gli articoli dei principi fondamentali della Costituzione. Abbiamo inserito che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni. Questa è una svolta ed è una svolta radicale. L'ambiente come punto cardine del lavoro al Senato, ma non il solo per Andrea Ferrazzi. Oltre il 94% di presenze in aula per il DEM veneziano che come ogni anno, tranne nel 2021 causa Covid, è tornato a incontrare in presenza elettori e cittadini ed esponenti del partito per rendere conto, tracciare il bilancio di attività a Palazzo Madama, sempre legato al territorio. Dal lavoro nella commissione sulla ecomafia all'impulso sui cambiamenti di città e paesi. La legge sulla rigenerazione urbana che a brevissimo andrà in porto, andrà in voto al Senato e quindi 1 miliardo e 300 milioni in 8 anni a disposizione dei nostri comuni per trasformarsi in modo radicale per la qualità della vita e la sicurezza dei nostri cittadini. Il Veneto e Venezia nella sua agenda politica per il capoluogo lagunare gli interventi non sono mancati. Abbiamo portato un sacco di finanziamenti, un esempio, un mio emendamento nella legge di bilancio, la penultima, ha sbloccato, anzi ha costituito un fondo da 60 milioni proprio per la riqualificazione della nostra città. Una Venezia però che non ha solo bisogno di risorse, ma, ne è convinto Ferrazzi, di un cambio vero e proprio nel rapporto tra amministrazione e cittadini. Il caso unico in Italia dei consigli comunali convocati solo ed esclusivamente via web è una ferita contro la quale il senatore ha deciso di presentare una interrogazione parlamentare. Bisogna essere trasparenti, coinvolgere i cittadini, coinvolgere un processo di crescita. Io credo che su questo invece Venezia abbia molto da migliorare.